Nel campionato di promozione Girone A, dopo la vittoria conseguita domenica scorsa contro il capolista Unitas Sciacca, il Casteltermini si è rifatto sotto, riducendo a 3 i punti di vantaggio dalla compagine termale. La squadra repinola bianca, che sembra essere tornata ai livelli ottimali, sarà di scena a Partinico contro la locale avversaria, con l'intento di portarsi via l'intera posta in palio. Tra l'altro l'Unitas si sciacca, pur giocando sul proprio campo, si ritroverà di fronte una delle avversarie più agguerrite del torneo, vale a dire l'Ascari, gara che si anticiperà a questo sabato. In questa giornata spicca anche un derby tutto agrigentino e che si giocherà al vecchio Salaci tra il Camarat e l'Empedoclina, con quest'ultima che cercherà il colpo del KO per mantenere l'attuale sesto posto in piena zona playoff. Un'altra gara tutta da seguire si gioca a Mazzara, dove si scontreranno Folgore e Mazzarese, attuale terza e quarta in classifica generale. Infine il match dei poveri sarà di scena a Villabate e che vedrà di fronte il match appunto tra la locale squadra e la Gattapardo di Palma di Montechiaro.